Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con l'appuntamento di Info Friuli TV, delle notizie giorno. Apriamo subito con la cronaca per dirvi che 200 bici con pedalata assistita di produzione cinese sono state bloccate dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Trieste. Il carico, dopo un'attenta analisi effettuata in collaborazione con la Guardia di Finanza, è emerso che la merce non riportava né la prevista marcatura CE sulle batterie né le informazioni relative al modello, alla produzione, al voltaggio e a altre caratteristiche tecniche. All'atto del controllo la documentazione tecnica fornita è risultata incompleta e non idonea ad attestare la conformità di sicurezza dei prodotti. Pertanto l'intera spedizione è stata posta a sequestro cautelare amministrativo. Sono state accertate e notificate poi sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di sicurezza dei prodotti per un complessivo minimo di 23.000 ad un massimo di 182.000 euro. Arrivano nelle case di Arta Terme, Malborghetto e Verzenis i contatori elettronici intelligenti di seconda generazione, gli Open Meter, che assicurano un livello di servizio più elevato coniugando efficienza, energia e sostenibilità ambientale. In accordo con le amministrazioni comunali delle 3 località carniche è partita in questi giorni l'attività di installazione dei nuovi contatori di e-distribuzione che interessa circa 4.000 dispositivi e si concluderà nel mese di settembre. Il contatore 2.0 è uno strumento innovativo che fornisce numerosi vantaggi. Il suo elevato contenuto tecnologico permette di conoscere in tempo reale le curve di energia, offrendo ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi, di ottimizzare i consumi e di abilitare lo sviluppo dei servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home, in aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione. Con il nuovo contatore sarà possibile verificare in ogni istante l'energia consumata nelle diverse fasce orarie del giorno e analizzare la potenza mediante assorbita ogni quarto d'ora, in modo da avere maggiore consapevolezza dei propri consumi e individuare il contratto di fornitura più idoneo. Restiamo in zona. Le terme di Arta sono un polo attrattivo non solo per il comprensorio montano, ma per tutta la regione e i territori contermini. Gli investimenti dell'amministrazione regionale vanno in questa direzione e puntano a rendere maggiormente competitivo il complesso termale non solo sul fronte sanitario, ma anche sul lato wellness. Auspichiamo di poter inaugurare presto la riqualificazione complessiva che ha comunque già visto un importante ammodernamento delle strutture esistenti, garantendo un miglior servizio agli utenti. Lo ha indicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in visita oggi alla realtà termale, accompagnato dal sindaco Luigi Godano e dai gestori della struttura dopo l'illustrazione in municipio del progetto di riqualificazione e ampliamento delle terme di Arta. E con questa notizia chiudiamo qui l'edizione odierna per quanto riguarda l'edizione giorno, tutti gli aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.
della cultura sappadina.